Buonasera! Buonasera cari amici, eccoci ancora qui tutti insieme per voi, Marietto e Hildegard, e abbiamo anche la nostra amica Lente, perché se scrivete delle frasi un po' troppo piccoline noi siamo non dipende da loro. Bene cari amici, cosa ci raccontate? Avete tante belle domande da fare, chiaramente sono gratuite in questo spazio. Invece se ci contattate privatamente dovete fare un'offertina. Sì. Sì. Bene, dai. Oh, guarda un po' qua, già buonasera. Buonasera Tina, noi tutto bene. Noi tutto bene, abbiamo superato il periodo di influenza. Sì. Io avevo già fatto la quarta dose e stavo per partire per Israele per fare la quinta dose, ma sono riuscito non mi ha pagato il biglietto dell'aereo, allora sono dovuto rimanere qui con voi praticamente. Va bene. Buonasera. Oh, la nostra Emilia ha già una domanda. Bene Emilia, buonasera anche Milena. Allora, buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in nostra compagnia, in compagnia delle Sibille. Sì. Vi ricordiamo che è una diretta Sibille, che noi cerchiamo di rendervi più leggera e che il tempo trascorso leggera, messo su 30 kg e in giro si domanda dove nascondo la pasta in casa, la metto nel pancino, però chiamiamola leggerina, un white watcher, Comunque è cambiato un po' l'assetto della webinar, noi non ci rendiamo conto perché trasmettiamo dalla piattaforma che si chiama StreamYard, quindi se è cambiato qualcosa non si vede da dove stiamo trasmettendo. No, noi non lo vediamo. Grazie per la segnalazione Milena. Allora, ben ritrovati ai vecchi amici, ben trovati ai nuovi amici. Vi ricordiamo che se vi collegate da Facebook, per poter scrivere la vostra domanda nella diretta dovete preventivamente autorizzare StreamYard. Buonasera Fabiano, buonasera. Buonasera Fabiano, dovete autorizzare StreamYard a pubblicare i vostri dati, quindi il dato del nome del vostro profilo da Facebook, quindi indicazioni molto veloci. Amici di Facebook, tornate nella pagina del gruppo dove avete trovato l'invito a partecipare alla diretta o comunque l'annuncio dell'inizio della diretta. Nella parte del testo, quindi prima di entrare cliccando sulla finestra per accedere al video, prima quando siete ancora nel gruppo, nella parte scritta troverete un link www.streamyard.com/Facebook. Se cliccate su questo link si apre una seconda pagina che è una pagina di autorizzazione dove dovete dare questa conferma. C'è scritto anche vietato di nodi. No? Mi hai fatto cancellare? Ma una volta c'era scritto io non mi ricordo questa cosa. Accompagnate i genitori. Non mi ricordo. Soprattutto se c'è il marietto, fate attenzione. Pericolosissimo. Sì. È pericolosissimo. Allora, amici, quindi fatto questo passaggio, data conferma di autorizzazione, potrete chiudere la seconda pagina, tornare nel gruppo ed entrare nella diretta. A questo punto verranno caricati automaticamente i dati del vostro account Facebook e così potremo salutarvi, potremo leggere il nome e quindi chiamarvi per la domanda che avrete posto durante la diretta. E a proposito della domanda, Marietto, gli spieghiamo come devono formulare la domanda? La domanda ci vuole il codice postale, il timbro del MES comunale, e la Tari, la cosa dell'acqua, insomma, praticamente come prendere la residenza qui, una cosa... Mamma mia, che storie! Vabbè, a parte gli scherzi... Allora, al di là delle complicazioni della burocrazia, a noi quello che serve è il vostro nome e la vostra data di nascita. È importante che formuliate una domanda chiara, ben articolata e mirata, niente domande generiche come cosa mi aspetta nell'amore nei prossimi tempi, è troppo generica. Dovete dire sono single da un po' di tempo, mi chiamo così, sono nata così, nel prossimo periodo conoscerò una persona destinata a diventare importante, oppure insomma date delle indicazioni proprio perché più siete generici più purtroppo è generica la risposta, mentre più siete precisi, mirati e più la domanda è articolata. Infoiati, come dice lei, infoiati. E più... Oi, cominciamo bene. Dov'è il bollino rosso? Dov'è che avvisiamo la visione ai 18 più? Allora... Dai, a parte le battute così scherzate, tanto per drammatizzare un po'. Mi fa venire. Allora, amici,
Quindi scegliete bene la domanda da porre, scegliete bene l'argomento e usate al meglio questa opportunità. Vi ricordiamo comunque che vi aspettiamo in privato. Fai sentire cos'è sta Sentite roba. qua, no, è impacchettato, Ma sì, ma ci vuole niente. Allora, la cosa è così. Care donne, se andate in giro da sole, procuratevi un dispositivo di questo tipo. no, a me mi dice se siete belle. Pronti? No, a me mi dice, care donne, se siete belle. Non è vero. Sto scherzando. Tappatevi le orecchie. Va bene, rispondiamo. No, abbiamo preso perché le nostre bimbe vanno all'estero per un mese. Sì. E se non tornano meglio. Scherzo. Okay. Va bene, Milena, rispondiamo a te che intanto c'è la tua domanda. Milena, bella domanda fatto. Vediamo un po'. Ciao, sono stata convocata. Sarà la chiamata che aspettavo, Milena, 29 ottobre del 71. Guardate che bella questa domanda. Vediamo quindi se questa convocazione ha dei risvolti buoni, positivi. Vediamo un po' per Milena. Oh là là, questa è la prima volta che mi succede una cosa del genere, però è tutto a posto. Giovane fanciullo. Allora, sicuramente la notizia è fresca, fresca nell'aria e la partenza è in discesa. Direi che il taglio annuncia comunque delle belle novità importanti, anche se c'è trepidazione, anche se c'è ancora un po' di ansia e afflizione. Vediamo un pochettino. Vediamo un po' in dettaglio la storia. Il passato è un po' burrascoso. Qualcuno che gli ha rubato qualcosa. Nel passato si sono viste delle cose un po' in salita. Vediamo un po' il finale. Già, ci avviciniamo sempre di più. Bene. Diciamo che la stesa non rientra. Beh, aspetta un po'. Sembra proprio che dobbiamo adattare un po' la posizione dello schermo. Oggi, infatti, è arrivato oggi, vedi? Fresca, infatti. Allora, Milena, sicuramente nel passato sono avvenute molte cose un po' strane, quindi cose poco chiare, ti hanno rubato qualcosa che era tuo. Banco. Quindi si vede che hai cercato di partecipare a più concorsi possibili, e già il fatto che ci sia un doppio riferimento fa capire cosa si può fare. Niente, fa capire l'impegno che hai infuso, hai investito anche, ti sei preparato. Allora, diciamo che al momento c'è effettivamente una conferma, però sai, questa carta qua fa capire che insomma ancora non è proprio un pieno festeggiamento. Sì, io però non è che signori, io non sono mai positivo, però qui vediamo che la Milena è un pezzo al 90 e soprattutto è stata costante, ha continuato a impegnarsi. E quando una carta negativa è fra due positive, comunque meno pesante, anzi acquisisce quasi delle note. Ma può essere che è arrivato all'improvviso, quindi non te l'aspettavi, come un fulmine a ciel sereno, ma comunque c'è buone indicazioni per cui sarai già contenta, no? Già per il fatto di essere stata convocata, sicuramente vediamo, e si tratta comunque di una collaborazione. Ora, in futuro c'è qualche freno tirato mano, vedi? Allora, probabilmente sì, stavo cercando di capire in che modo effettivamente cambiano un po' i termini di quello che ti aspettavi. Sicuramente o è venuto meno qualcuno e quindi il tuo momento di gioia è a ridosso di un'improvvisa o prematura scomparsa di qualcuno che ha rinunciato all'ultimo momento. Quindi diciamo che può essere che qualcosa di esterno stia muovendo in tuo favore questa occasione, questa opportunità, e promette comunque dei buoni sviluppi, però ancora incerti, e quindi è possibile che sia una chiamata non ancora proprio a tempo indeterminato. Non è proprio l'ultimo chiodo sulla bara, diciamo così, no? Potrebbe non essere l'ultima chiamata, o magari una di una serie, magari è la prima e tra un pochino viene fuori qualche altra situazione più interessante. E potrebbe essere che a quel punto là tu decida di rinunciare per il ruolo che ti interessa meno, quindi ci avviciniamo, anche perché lo vedi che c'è un'altra chiamata in futuro, quindi la difficoltà di scegliere, quindi secondo me siamo all'inizio di una serie di risposte più positive che andrai a raccogliere, ma che nonostante ti metteranno paradossalmente in difficoltà, perché a quel punto lì
dovrai poi farti i conti su ciò che conviene a Sì. te, no? Su dove mettere le tue energie. Quindi secondo Si me, impegnerà molto, però esatto. appunto c'è un po' di delusione perché molto probabilmente avrai più E chance. poi guarda che arriverà qualcos'altro. Quindi se anche quello che sta arrivando in questo momento non è proprio quello che ti aspettavi o non è ancora perfettamente conforme con il tuo sogno, la tua visione, arriverà ancora altro più avanti. Quindi secondo me siamo sulla buona strada, sulla buona L'impegno strada. c'era e sembra che si rimuova qualcosa. Esatto. Certo, Bene. ci vuole tempo, però alla fine la Mini Sì, Milena, si è dai. impegnata tantissimo, la Milena, in tutte le Esatto. e raccoglierà i frutti. Ci vuole pazienza in queste cose qua, ma alla fine, come dice Arriverà. Marietto, il tempo è galantuomo. Bene. Prego Milena. Vediamo Allora, che c'è c'è un'altra un'amicizia. bella vediamo- domanda, manda. vediamo da parte di Stefania. Vediamo Qua. un po' intanto se ci C'è. sei. Stefania, ci sei? A noi piace che quando mettete la domanda comunque restiate collegati in nostra compagnia, così che Se no appunto dobbiamo andare ci da chi date l'ha una visto. conferma Infatti chi l'ha di visto ci essere telefona e presenti. ci dice: ma quelli che siete sono ancora lì da voi? Non lo so. Eccola, sì. Voilà, bene. Va Buonasera a tutti, mi chiamo Stefania del 68. 14 febbraio, allora lavoro, ma vorrei sapere se si realizzerà un progetto che ho in mente da tempo. Grazie. È Va un bene. progetto che non ci dice noi, Va noi due bene, non ce lo non dice. si Noi dicono, 2000 non si svelano i segreti, vediamo un po' questo progettino, magari fa la nostra concorrenza. Ah, beh, non sarebbe, Senti, digli che gli va male, perché non se fa la sarebbe né la concorrenza prima né gli tagliamo le gambe. non sarebbe la prima, non sarebbe l'ultima, e quindi in poche parole Ma sì. è un mercato che è proprio pieno di personalità e personaggi di vario tipo, quindi allora vediamo un po' per Stefania il suo progetto. Per la Stefi, ma Stefania è già un nome che porta fortuna. Il progetto allora, è ben pensato. diciamo che sicuramente qualcosa che veramente le sta a cuore, Sì. è qualcosa che è in linea con le sue qualità e con i suoi Certo. principi, quindi sicuramente Cosa è già un bel positiva, taglio. Stefania. Poi il nome Stefania è già una garanzia. Sei già a metà dell'opera con quel nome. Devo essere gelosa? Amore, ma il tuo 3/4 non te lo ruba nessuno. Ai ai. Il mio quartino. Allora, ci vuole ancora un po', però, perché anche se hai individuato... Scusa, attenzione a questo, non mi fa stare tranquillo questo qua. Secondo me scegli dei compagni di merenda che non vanno bene. Ah sì? Un po' Guarda, opportunisti? è un po' qua. Infatti allora, vedi che dopo lei... Ma lei lo sta dicendo che al momento lavora, e infatti in questo momento sicuramente lo fa, e lo fa perché ha una sua convenienza nel fare quello che fa ora. Nel ok? passato io vedo i problemi, Sì. forse Ma dati da allora uno. ricordiamo l'ambito della domanda. Comunque Stefania ha parlato del suo progetto, probabilmente in passato stava nascendo, ma di fronte a delle proposte ha trovato tutte persone inconcludenti o che si sono un po' tirate indietro, quindi di sto progetto non se ne è fatto nulla al Naufragato? momento. Come il Titanic? No, è parcheggiato, non è né naufragato né è fermo, quindi c'è sta carta della prigione che fa capire che sia un po'... Terza fila. Vabbè. Adesso, anche se effettivamente sta riprendendo un po' in mano, no? C'è per una persona, come diceva il Marietto, un po' troppo furba, un po' troppo interessata, che potrebbe in qualche modo cercare più un proprio vantaggio. Vedi, lei ama il suo progetto, si vede che lo ami e lo aneli da tempo, lo accarezza, però c'è qualcuno vicino a te col braccino corto. Quindi probabilmente fa un po' i conti in tasca, questo sì, questo no, bisogna fare attenzione. Ed è possibile che rientri, vedi, nella linea del prossimo futuro, e quindi gli sviluppi a partire da questo momento ci sono dei ritardi e sembrano causati comunque dalle persone che avrai intorno, potrebbero essere l'entourage di familiari, amicizie, quindi bisogna fare un po' attenzione, perché non mi fido, amore. Anche se sembrano disponibili, però, in realtà ti ostacoleranno tantissimo. Ricordatevi di Giuda che ha baciato il Cristo e poi l'ha messo. Il progetto non è ancora per adesso, no. Stefania, non è il momento. O non è il momento o non sei contornata dalle persone giuste, perché come vedi ti intralceranno parecchio. Poi vedi, sembra che da lontano arrivi qualcosa di buono, però vedi...
problematiche di uno che poi non sa neanche gestire i soldi. Devi stare attento, perché se sei da sola o ti affidi a qualcuno, vedi che ci sono problemi. Tapio, tu come la vedi? Ma io ritengo che gli sviluppi ci saranno in futuro, Ah, ma che sì? devi mettere un po' più in chiaro determinati aspetti che sono proprio di gestione sicuramente, ma anche rispetto ai consigli e eventuali studi che dovrai fare per Sì. supportare. Quindi dovrai prendere ancora informazioni. Non lo vedo ancora realizzarsi, lo vedo come un progetto in corsa o in essere che subirà dei rallentamenti e dei ritardi a causa delle persone che hai intorno e che interferiranno, e quindi quando ripartirai in futuro con questo pensiero, Esatto. dovrai nuovamente studiartela la situazione. Sì, praticamente. E avrai ancora bisogno di aiuti in quel Sì. momento. Beh, tu vieni di nuovo, facci la domanda e noi vediamo un po' cosa succede, eventualmente anche in privato. Ok, allora Comunque stai attenta. rispondo a Lisa che ha scritto se può porre una domanda e ti Lisa, dico sì, sì, la puoi però fare. devi mettere anche la data di nascita e l'eventuale nome e data anche della... Ok, 11 agosto del 69, è possibile sapere se otterrò la reversibilità del mio compagno. Allora, traduco per il Marietto, la reversibilità è la pensione. Di vedovanza. Presumo... Allora gli faccio la domanda. Però a il Lisa. compagno, lei quindi ha specificato che non è il marito ma il compagno, quindi evidentemente... Sono più insieme da 5 anni. Speriamo che avesse No, Lisa, una, fai la bella domanda, una perché sennò convivenza io di faccio la fatto. domanda a lei e le facciamo fare noi due. E Allora, sì, allora, da 5 anni che era Lisa insieme a questo compagno. Eravate, proprio avete comunicato lo stato di fatto della vostra convivenza, perché purtroppo lo sai che... Prego Stefania, intanto Stefania ringrazia per la domanda. Infatti aspetta che qua c'è ancora la domanda di Stefania. Ok, quindi Lisa chiede questo, sì. Allora, e questo qua. No, calma, adesso... Quindi 22 anni compagni. Allora, Lisa è stata compagna di 22 anni, quindi è ufficialissimo. Sì. Lui purtroppo è mancato. Sì, no? Per chiedere la reversibilità per forza vuol dire che vuole farla girare su di sé in quanto compagna di lui e per 22 anni. Vediamo come andrà questa cosa. Sì, eravamo conviventi. Perfetto, è chiara, un po' è arrivata... Ora, ecco, abbiate pazienza, è arrivata ma vi in posta italiana, no? Che arrivano a pezzi, quando arriva. Ti ricordi le uscite settimanali a fascicoli? Che è arrivata a fascicoli. È stata come togliergli un dente a sta Lisa. Prima di avere la raccolta Lisa, ma se questa reversibilità ti arriva come tu hai scritto a noi... Spera no. Allora, mi raccomando, sperare, quando ci scrivete tutto cercate di metterci un po' di polenta quando scrivete. Allora, vediamo un po'. Comunque per Lisa come evolverà questa situazione sulla reversibilità della pensione del suo compagno. Vediamo un pochino. Placchete. E placchete, ci sono buone speranze. Buone speranze, vediamo come? Delle novità importanti. Sì. E comunque è dovuta andare un attimino a disbrigare le matasse e a chiedere consulti, consulenze, informazioni, vedere come si fa. Non dico di stare lontano dai... Ha figli questa persona? Perché, insomma... Allora, senti, all'inizio le difficoltà sono che ti chiederanno probabilmente di dimostrare la convivenza, lo stato di fatto, questo e quest'altro, ti faranno impazzire con i documenti. Guarda, non dirlo. Non so. E dopo una prolungata attesa che si trascinerà a oltranza nel tempo, che avrai paura di perderlo, che metterà a dura prova la tua fiducia, in realtà finalmente arrivano poi delle notizie. L'unica cosa che bisogna capire poi... Sì, ha figli. Aspetta. Ha figli. Milena, lo so che hai una brutta esperienza con le poste. Non dirlo me. Comunque, mi dispiace per tutti quelli che lavorano in posta, ma nel suo complesso delle piccole pecche, ma non dico niente. Migliorabile. Allora,
Allora torniamo. Hanno un figlio assieme, ecco. Ok, una Adesso figlia si assieme. vedi, Ok, adesso sì, sì, sì. Il sta quadro è più completo e effettivamente. faceva prima mandarci per via fax le Eh, domande. Se va avanti così, allora, allora sai, alla sì, fine lo avrai, però ti certo, faranno un po' penare. penare perché prima ti chiederanno questo, quest'altro, documenti, tutto quello che è possibile perché tu possa dimostrare che c'era uno stato di fatto e che hai la Beh, ma stessa se hanno un figlio tutela alla assieme, stregua di una moglie. Ma che vuol dire? Purtroppo noi ne abbiamo 4 assieme. sono quei classici cavilli burocratici che ti faranno perdere un sacco di tempo e Sì. anche un po' la fiducia, a un certo punto, la speranza, però guarda che alla fine la vinci questa cosa. Alla fine la vinci sì. Certo, perché sei una donna forte. Ma perché per il bene della figlia, perché perdere questa possibilità, questo diritto? È il Quindi, tuo, è roba tua, quindi don't worry, però insomma, eventualmente siamo sempre disponibili in in privato per privato, se vuoi valutare anche come darti approfondire, una manina, esatto. ok? Prego, Ok, Lisa. bene, cari Allora, amici. c'è quel Facebook user che voglio spiegare a Claudio che deve autorizzare StreamYard alla pubblicazione dei suoi dati, altrimenti non riusciamo né a rispondergli né a capire. Quindi cioè, lo vediamo perché l'ha scritto nel testo, ma non c'è come nome utente, quindi è un po' difficoltoso per noi. Va fatto questo passaggio che spiegavo all'inizio, quindi dovete uscire dalla diretta, entrare nuovamente nel gruppo dove trovate appunto l'invito a partecipare alla diretta. Nel testo d'invito trovate il link www.streamyard.com/facebook, cliccate, vi si apre una seconda pagina per confermare l'autorizzazione. Fatto questo clic, chiudete la pagina, tornate nella diretta e siamo a posto. E siamo a posto. È veloce, più veloce farlo che dirlo. Esatto, è più veloce farlo che dirlo. Bene, andiamo avanti. Angela. Sono Angela del'83. 16 agosto 83, voglio sapere se Antonio 5 agosto 83 mi pensa e ci sarà qualcosa oppure per me c'è altro. Allora, vediamo questo Allora, Antonio. sono due dell'83. Esatto, vediamo per Angela, questo Antonio dell'83. No, uso le mie. Come mai? Perché non mi fido. Ma le mie hanno un'energia cosmica, le mie invece anni, via, con le mie si consumi. vince sempre, via. Voilà. Malato? Dopo Ma era usiamo le meglio tue, che va. usassi le mie. Usiamo le tue. Allora, la partenza mi sa... Gli telefono No, gli telefono telefono no, no. io non mollo per prima. Allora, qua sembra l'indecisione su un'amicizia o altro, quindi al momento L'Antonio lì, Antonio, l'Antonio, vota Antonio. Che nome Antonio, bellissimo. Allora, Imeneo, Beh, Superbia. Mi stanno sudando le sibille. Come la vedi tu, Topolino? Ma allora, te lo dico proprio con affettuosa simpatia, amichevole affettuosità e preoccupazione per te, stai incappando in un narcisista. L'ha detta lei, io non volevo dirlo, l'ho messe giù le carte, le sibille, ma effettivamente stai attento che questo qui... Sai, lui gli piace tenere in ballo più situazioni, più sì, cose. ha più flirt, capisci? E tra l'altro in passato ha già tenuto nascosto qualcosa nel suo matrimonio. Se ne ha avuto uno, se è stata una convivenza, ma si vede che già ha avuto problematiche proprio per certe sue predisposizioni. È un tipo un po'... E nel prossimo periodo vedo che incontrerà un'altra, ma io senti, c'è altro per te, c'è altro. No, guarda, meriti altro. Angela meriti di meglio. Io non so chi è questo signore, non ci interessa, però è un tipo che... Ci sarà altro, è altro quando meno te lo aspetti, nell'esito si è visto così. Bene, cari amici, ormai abbiamo fatto notte fonda. Vabbè. Fra un po' dovremo fare un bel risotto al carciofi. C'è qui Achille che mi ricorda che è un orario. L'orario del suo rancio. Allora Mary Merlot. Meriotto.
ci sentiamo la settimana prossima, se ci sei ti facciamo passare per primo Esatto, e via. benissimo. Vi Bene. ringraziamo e vi ricordiamo l'appuntamento martedì alle 19, ogni martedì alle Ogni 19. martedì 19 viene come anche la paperetta, oggi l'ho messa in testa, ma di Sì, solito ma qui in zona. fa poca differenza se era dell'81, fidati che l'abbiamo visto. No, Non lascia preoccuparti, stare, va, non lascia stare. Ricordati che Giuda ha baciato quello là. Un Bene, abbraccio a tutti, alla Dodi, prossima, a grazie. martedì.